fare Massimo anche tra poco. Io intanto ti tolgo la parola Andrea, vado avanti con la parte più tradizionale del telegiornale. I carabinieri del nucleo operativo ecologico hanno messo i sigilli ad un'area esterna di 20.000 metri quadrati nello stabilimento Bioman di Magnago, nel Pordenonese, che raccoglie e smaltisce rifiuti speciali non pericolosi. Il provvedimento dei militari dell'Arma mira in particolare a verificare la presenza di materie plastiche nel terreno. Sul posto stanno operando i funzionari dell'ARPA con prelievi e analisi. Quando arriveranno le necessarie autorizzazioni, tra l'altro l'impianto sarà l'unico del Friuli Venezia Giulia dove si tratterà l'umido con produzione di energia elettrica. Il provvedimento dei carabinieri ha intanto comportato anche il blocco del conferimento dei rifiuti speciali che arrivano dalle province di Venezia, Udine e Pordenone. Si è trovato accerchiato dal direttore della banca che aveva appena rapinato e da alcuni cittadini il malvivente, che si è poi arreso alla polizia e ai carabinieri giunti in un battibaleno sul posto dopo l'allarme fatto scattare da un dipendente dell'istituto di credito. È accaduto questa mattina a Casale sul Sile. Il rapinatore, di cui non è ancora stata resa nota l'identità, sarebbe lo stesso che l'altro ieri ha rapinato una filiale di Treviso di Unicredit. A Casale il bandito si è fatto consegnare 7.000 euro usando un taglierino, ha quindi tentato di fuggire ma è stato inseguito dal direttore, al quale hanno dato manforte alcuni cittadini. L'uomo si è così trovato accerchiato e si è arreso appunto all'arrivo di polizia e carabinieri. 2 serbi sono stati arrestati, un terzo denunciato a piede libero dalla squadra mobile della Questura di Venezia nell'ambito delle indagini sull'aggressione all'interno di un bar a Mestre di 3 macedoni, uno dei quali ferito in modo grave con una coltellata ad una coscia. L'aggressione, dovuta a futili motivi, era avvenuta il 7 marzo scorso in un bar gestito da un cinese che, al posto di chiamare la polizia, aveva poi invece provveduto a cancellare tutti i segni. Gli agenti della mobile hanno eseguito 2 ordinanze nei confronti di un muratore serbo di 37 anni finito in carcere con l'accusa di aver sferrato la coltellata ai danni di uno dei macedoni e di un connazionale di 44 anni posto agli arresti domiciliari perché avrebbe colpito con delle bottiglie alla testa altri 2 macedoni. L'accusa è di lesioni aggravate. Parliamo ora di un viaggio molto particolare, quello che affronteranno in settembre gli studenti di una classe dell'Einaudi di Padova grazie al progetto Marco Polo. Vediamo di saperne di più grazie a questo servizio di Michaela Faggiani. Dall'11 al 14 settembre parteciperanno ad un viaggio premio in Egitto, realtà di cui hanno studiato la recente espansione economica e relativi rapporti con il mercato globale, l'Europa, l'Italia e naturalmente il Veneto. Sono gli alunni della quinta H dell'Istituto Einaudi di Padova, vincitori del 5° concorso premio Euromed L'Egitto Oggi all'interno del progetto Marco Polo. L'idea era quella di promuovere la conoscenza dei mercati mondiali, soprattutto quelli in espansione nel bacino del Mediterraneo, studiando nel contempo gli aspetti culturali, storici e politici, con l'obiettivo finale di valorizzare la cultura dell'alternanza scuola-lavoro e avvicinare questi 2 mondi. E ci pareva importante questo nei confronti di una cultura come quella araba, con la quale naturalmente ormai anche nelle nostre realtà abbiamo sempre più a che fare. Le nostre classi sono un'espressione di questo mondo complesso, aperto e multiculturale e quindi ci è sembrato importante offrire il nostro contributo per una migliore comprensione di culture e di mondi diversi, perché è sul rispetto e sulla reciproca interazione che si possono porre le premesse per un futuro più equilibrato e sereno delle nostre comunità. I ragazzi hanno fatto dei focus su argomenti un po' di nicchia che sono emersi nello studio nell'affrontare appunto l'argomento, e abbiamo impostato anche il lavoro con una mappa multimediale interattiva. Ma proveremo a scoprire, magari un po' a vedere quello che abbiamo studiato e cercare di mettere anche in pratica appunto quello che abbiamo imparato ma chissà. Ipoteticamente andreste a lavorare in Egitto? Non lo so. Insomma, sarebbe una bella occasione. Se mi fosse proposto, forse credo accetterei. Si preannuncia un'estate dura per le piccole manifestazioni ciclistiche, specie quelle amatoriali, che hanno deciso di inserire nei loro itinerari i passi dolomitici bellunesi. A inizio giugno i rappresentanti di alcuni comuni della Gordino e del Cadore si incontreranno infatti per stabilire una linea su quando concedere il nulla osta al transito, visto che questo comporta di fatto la chiusura momentanea della strada con conseguenti ricadute sul piano economico. In una stagione estiva che dura 3 o 4 mesi, ha spiegato oggi il sindaco di Cortina
Andrea Franceschi, trovarsi la strada chiusa per 5 o 6 volte significa patire oggettivamente un danno. Da qui l'idea di dar vita ad un gruppo di lavoro che valuterà i singoli appuntamenti e in relazione alla loro importanza darà o meno l'assenso al transito. È stato venduto a Povoletto, in provincia di Udine, il biglietto vincente da 1 milione di euro della Lotteria Nazionale di Sanremo 2010 e al progetto La Casa Viaggiante dei Sogni. I biglietti, ha reso noto l'amministrazione dei monopoli, sono stati estratti questa mattina. E siamo arrivati al momento della chiacchierata con il nostro ospite che torno a presentarvi. Si tratta di Andrea De Franceschi, responsabile regionale della Federazione Italiana Pallacanestro per quanto riguarda il minibasket, e qui portavoce di quanti si stanno adoperando anche in queste ore per dare vita alla 24esima edizione del torneo intitolato a Massimo Mazzetto. È un torneo di basket, un torneo nazionale perché lo vogliamo ricordare, sono squadre che arrivano da tutto lo stivale, Andrea. Certamente, ormai la macchina organizzativa è già oliata e rodata a punto, stiamo già iniziando le prime partite tra le squadre locali. Venerdì cominceranno ad affluire nel Veneto tutte le formazioni che verranno ospitate per questi 5 giorni nelle nostre città, e poi siamo pronti a partire con le attività di decine e decine di partite che si svolgeranno appunto nei giorni del torneo su tantissimi campi. Sono addirittura 12 gli impianti che andremo ad utilizzare durante le giornate di gara. Tantissime sono le persone, i collaboratori che vengono così ad essere presi nell'organizzazione per gestire una macchina così grossa, e l'impegno è gravoso da parte di tutti. Noi stiamo vedendo, tra l'altro, finché tu parli, Andrea, le immagini delle partite che hanno caratterizzato, penso, l'edizione dell'anno scorso del torneo, o comunque le precedenti edizioni. Ecco, stiamo vedendo alcune delle squadre che hanno partecipato. Quante sono in questa edizione? 22 mi sembra. Quest'anno le formazioni partecipanti sono 22. Vogliamo dire da dove vengono? Sì, ci tenevo intanto a dire che sono tutti ragazzini di 12 anni, le categorie per noi le chiamiamo esordienti, quindi sono tutti ragazzini nati nel 1998, e vengono per metà ovviamente dalle formazioni locali che si sono rese disponibili ad aderire alla manifestazione per questa edizione, e l'altra metà sono tutte formazioni che vengono, e andiamo a ricordarle rapidamente, da un po' da tutte le regioni. Abbiamo Roseto degli Abruzzi, abbiamo Trieste, abbiamo Scavolini Pesaro, abbiamo Firenze, abbiamo Porto San Giorgio, abbiamo Città di Caserta, abbiamo la Robur Varese, abbiamo addirittura Matera, abbiamo il Porto Sant'Elpidio, abbiamo Leoncino Venezia, abbiamo tantissime squadre da fuori che proprio per questa loro partecipazione da fuori va a caratterizzare il torneo come uno dei più particolari e socializzanti, proprio per il suo essere occasione di incontro per 5 anni per tutti questi ragazzini. La manifestazione è stata presentata ieri, tra l'altro, nelle sale della provincia di Padova, a dimostrazione che c'è un sostegno proprio anche pubblico da parte nei confronti di questa manifestazione, un po' stata adottata dalle amministrazioni che evidentemente hanno visto la bontà dell'iniziativa, poi cercheremo di capire quali sono proprio le caratteristiche. Non potrebbe essere altrimenti ormai, perché per attivare una manifestazione, un evento di queste dimensioni, il supporto sia delle amministrazioni pubbliche, che in questo caso sono la provincia di Padova, nella figura dell'assessore Comacchio, che ha presentato presso i propri uffici ieri la manifestazione, da parte del comune di Padova, da parte ovviamente di tutte le autorità sportive, anche il presidente del CONI, come vediamo nelle immagini, era presente ed ha dato il suo augurio alla manifestazione, senza contare tutti gli operatori della federazione pallacanestro, che è la principale interessata ovviamente all'evento. Direi che tutti hanno compreso lo spirito della manifestazione e ci supportano per poter continuare negli anni intanto questa esperienza che, come si può ben capire, è sempre più gravosa anche dal punto di vista ovviamente delle risorse, dell'impegno organizzativo, economico e gestionale, certo, su tutti gli aspetti. Senza la collaborazione loro e di alcuni sponsor, amici e collaboratori vari, sicuramente un livello tale di questo evento difficilmente potrebbe essere mantenuto. Noi speriamo di migliorare sempre e di portare sempre più ragazzi a poter vivere questa magnifica, crediamo, esperienza. Anche perché solo quest'anno sono più di 400 i ragazzi
ragazzi che in qualche modo sono coinvolti. Sono più di 400 ragazzi che ovviamente vanno per questi 5 giorni fatti vivere, fatti soggiornare in tutto e per tutto nelle nostre città, vanno spostati nei vari campi che verremo ad utilizzare, e credo che forse la cosa più bella e più significativa di questo evento, e che lo caratterizza fin da sempre, è proprio il fatto che ogni squadra, ogni formazione locale viene gemellata e praticamente adotta per tutta la durata dell'evento, per questi 5 giorni, adotta una di quelle squadre che abbiamo detto prima venire da fuori città. Vuol dire adottare i singoli giocatori. Adottare in senso stretto, perché portarli in casa, farli vivere in famiglia. Vengono letteralmente ospitati bambino per bambino nelle singole famiglie, per cui avremo 200 famiglie diciamo padovane, ma anche altre località vicino a Padova vengono coinvolte. Ciascuna di queste famiglie per 5 giorni avrà in casa un figlio adottivo in più a cui far vivere assieme al proprio figlio questa esperienza, che non sarà solo socializzante come è socializzante lo sport di per sé, perché ovviamente sappiamo che quando si gioca è un momento socializzante importante nella crescita di un bambino, ma in questo caso la proposta che viene offerta loro è proprio di una convivenza di fratello per 5 giorni, 24 ore al giorno, che difficilmente si riesce a ritrovare in altre manifestazioni sportive. È la parte difficile dell'organizzazione, ma di questo siamo molto fieri. Anche perché mi sembra che le famiglie siano più che disponibili da questo punto di vista, si fanno coinvolgere, partecipa, ci sono le riunioni, tutta l'organizzazione. All'inizio sono sempre molto titubanti perché si fanno tutti i problemi del mondo, perché temono di fare brutta figura, di non poter essere all'altezza. Poi appena arriva questo figlio adottivo ovviamente perdono la testa e da quel punto hanno un figlio in più. Il problema poi diventa quando deve andare via, allora cominciano i pianti. Infatti, tra l'altro voi avete visto andare in sovraimpressione un sito che è www.torneomazzetto.org, è il sito dove è possibile trovare tutte le informazioni che vi stiamo dando, tutta la programmazione delle partite, ci sono dei gironi proprio scanditi da colori che permettono di ritrovare le squadre che abbiamo ricordato velocemente prima, e di trovare anche questi gemellaggi, questi apparentamenti. Certo. Mi piace ricordare, a questo punto abbiamo detto le squadre da fuori, è giusto ricordare anche le formazioni invece locali che hanno aderito alla manifestazione di quest'anno. Anno per anno queste formazioni possono variare a seconda delle disponibilità che anche queste società possono offrire. Quest'anno hanno aderito le società del 90 Viltosa, del Vigo d'Arzare, del Roncaglia, del Dolphins Dolo, il Petrarca Padova, l'AP Castelfranco, il Propace Mortise, il Santa Maria di Sala, lo Junior Basket Padova, l'Olimpia Castelfranco e la Pallacanestro Marostica. Quindi tante province. Mamma mia, anche il Veneto è interamente coinvolto ormai, certamente. Abbiamo detto, Andrea, che Massimo Mazzetto è un po' il motore di tutta questa macchina che sta andando avanti da 24 anni. 24 anni di storia significano anche una caratterizzazione nel panorama sportivo, nel panorama del basket, una caratterizzazione che è data proprio da questa capacità di fare gruppo, di fare famiglia per quanto riguarda i ragazzi, ed era un po' nello spirito di Massimo. Voi avete nel sito quello che avete voluto chiamare testamento, in realtà non è il testamento di Massimo, che pensava di avere davanti a sé giustamente una vita ricca di gratificazioni anche sportive. È un tema che ha scritto e che però condensa un po' tutto il suo spirito, la sua voglia di vivere, la sua voglia di essere amico degli altri, il suo amore per il basket. Io leggerei, se sei d'accordo, le ultime 4 righe di questo tema. Massimo diceva così: io amo quando gioco, mi diverto, rispetto chi ho davanti, arrivo ad essere amico dell'avversario, avendone però la convinzione di batterlo. Certe volte penso di essere drogato di basket, ma i drogati non amano quello che fanno. Forse è il mio modo di vivere, è il mio stile, è la mia vita. Queste sono le parole di Massimo e sono, direi, proprio l'essenza, lo spirito di questo torneo. La competitività sana, il piacere dell'amicizia, il condividere le esperienze, l'essere contenti di quello che si fa. Quello che speriamo che i ragazzini possano cogliere assieme ai loro genitori in questa manifestazione, anche appunto con l'occasione di poter ospitare un altro loro coetaneo in casa e poter in qualche maniera far rivivere questo spirito che Massimo aveva
ormai più di 20 anni fa, far sì che qualcuno almeno di questi ragazzini possa rinnovarlo, ereditarlo e farlo rivivere nella sua carriera sportiva, ma al di là di quella sportiva, nella sua vita di uomo e di persona successivamente che diventerà un adulto. Ecco. Voi avete voluto 24 anni fa ricordare ovviamente Massimo, il pensiero è stato quello, fare qualcosa che facesse memoria di questo ragazzo, però quello che è rimasto negli anni, che continua a farvi andare avanti, è proprio uno spirito sì. Del tutto particolare. Del tutto particolare. La Federazione Italiana Pallacanestro appunto ha individuato in questo torneo un momento nella sua promozione ovviamente dell'attività sportiva del basket nella nostra provincia, nella nostra regione, ha individuato in questa manifestazione un momento saliente appunto per poter rappresentare e testimoniare questi valori di cui abbiamo parlato. Perché è l'unico torneo che ha queste caratteristiche, io credo, in Italia, o comunque non ce ne sono molti altri. Allora, nel nostro sport, nel basket, ci sono altri tornei magari con queste caratteristiche ovviamente di ospitalità in famiglia, e sono altri tornei che esistono in altre situazioni, magari partendo da tutt'altre motivazioni, ma che utilizzano questa formula. Nella nostra invece città, nella nostra provincia, credo proprio che questo, al di là del basket ma in tutti gli sport, sia l'unico che si possa caratterizzare con questo aspetto di socialità che va al di là del mero aspetto sportivo, che ovviamente interesserà i bambini, perché ci mancherebbe altro, tutte le squadre vorranno vincere il torneo, certo, ma l'agonismo, insomma, vincere, vorranno divertirsi, essere... ma quello che poi rimarrà in loro, e lo testimoniano i ragazzi che hanno vissuto il torneo negli anni e che adesso sono diventati adulti, magari hanno anche dei figli, ricordano certamente l'esperienza umana, al di là di essere arrivati primi o ultimi, quello poi lo dimenticano. Vale l'esperienza umana, la possibilità di essersi creati degli amici che magari certo. nel tempo permangono, certo. E la possibilità di essere cresciuti assieme in una circostanza di divertimento nel loro sport preferito. Allora, siamo arrivati alla fine dello spazio che avevamo a disposizione, vi ricordo ancora il sito www.torneomazzetto.org, perché lì troviamo anche tutte le partite, tutto il calendario. Tutte le Andrea. Informazioni sulle date, i campi di gara, ovviamente quindi vi aspettiamo tutti, dal 29 da maggio, sabato 29, domenica 30, lunedì 31, martedì 1, per terminare con le finali nella mattinata del 2 giugno, che è ovviamente un giorno festivo, presso il rinnovato Palasport di Padova, Palasport San Lazzaro, dove davanti a, speriamo, come al solito, un pubblico che gremirà le nuove gradinate della struttura, avere le premiazioni finali e poi il saluto di questi ragazzi, tra quello che sono già sicuro saranno i pianti dirotti di tutte le famiglie che dovranno lasciare questi figli nuovi adottivi. Prima di pensare ai pianti pensiamo alla felicità allora di partecipare alle gare sportive. Grazie ad Andrea De Franceschi per averci introdotto nel torneo intitolato Massimo Mazzetto. Con voi invece molto più semplicemente ci ritroviamo alle 16:30.